Bella a tutti raga, qui è Miro ed eccoci in questo nuovo video sul post partita di Cagliari Udinese finita con il risultato di 1-1. Purtroppo la partita non l'ho vista, purtroppo per fortuna, non so quale delle due parole usare sinceramente perché devo essere sincero, questa forse è la prima partita in cui mi rode veramente il culo. Eh, quindi non so se è un purtroppo o un per fortuna. Fatto sta che finisce con il risultato di 1-1, un altro pareggio che poteva essere tranquillamente una vittoria, ma che vittoria non è stata. L'unica cosa che ho visto della partita, adesso tornata a casa perché l'ho messa a registrare, sono i gol. Sinceramente volevo vedermela tutta, però ho pensato che poi il video sarebbe uscito veramente troppo tardi, quindi mi sono visto soltanto i gol. Contento per Ligo che ha segnato di nuovo su calcio piazzato, penso che sì, cioè già non ha mai segnato con il Cagliari, quest'anno proprio sta facendo il bomber, siamo già a 2 gol, tutti e due su calci piazzati, tra l'altro tutti e due gol molto belli, scusate. Però la cosa che mi fa più incazzare è come abbiamo preso il gol del pareggio, perché lì, in quel momento, tu non ti puoi perdere l'uomo così. Mi dispiace per Carboni, so che è un giovane ragazzo non si può sentire, so che è giovane, so che comunque ha le potenzialità per crescere, però errori simili costano veramente tanto. Costano veramente tanto. Non puoi perderti l'uomo così, non puoi guardarti dietro le spalle, cioè non puoi non guardarti dietro le spalle e vedere che comunque hai lasagna. Poi, oddio, si avvicina Natale, ma in realtà si avvicina Pasqua perché noi ovviamente dobbiamo far resuscitare tutti i morti, ma come è ovvio che sia, tanto io sparo sto pronostico, eh. Mercoledì, quanto invece giocate che... No, mi sa che non gioca. Però se gioca scommettete che segna Cristante. Se scommettete, noi resuscitiamo i morti. Non è possibile. Non è possibile. Basta. Io mi sono rotto il cazzo. Io mi sono rotto il cazzo di fare ste figure di merda. Perché non è possibile. Abbiamo fatto resuscitare pure Lasagna. Abbiamo fatto resuscitare. Ma seriamente. Io di Francesco te voglio bene, approvo il tuo stile di gioco e tutto quanto, ma qui incominciano a servire i risultati. Non bastano più le parole, non bastano più la mentalità, servono anche i risultati nell'arco di una stagione. E tutte le partite in cui li potevi fare stanno andando a puntane, quindi damose una svegliata, per favore, perché così non si può andare avanti. Per carità, io continuerò a dare fiducia alla squadra, continuerò a dare fiducia al mister, assolutamente, quello a prescindere, ovviamente. Però qui c'è bisogno di risultati. C'è bisogno di risultati. Con il Parma lo potevi fare, con lo Spezia lo potevi fare, anche con l'Hellas, volendo, lo potevi fare. Con l'Udinese lo potevi fare. In tutte queste partite non sono stati fatti. Per carità, abbiamo sempre preso un punto che è pur sempre meglio di non prendere niente. Però abbiamo bisogno anche dei 3 punti, che quelli sono fondamentali. Anche perché, ripeto, la classifica piano piano si sta allargando e i margini diventano sempre più grandi, sempre più grandi, sempre più grandi, e sarà sempre più difficile cercare di recuperare le squadre che ci stanno sopra. Quindi non succederà con la Roma, perché la vedo improbabile che succeda, anche se lo spero. Però bisogna cominciare a portare a casa i risultati, ma i risultati importanti, quelli veri, ovvero la vittoria. Niente ragazzi, il video finisce qui, fatemi sapere voi qua sotto, e i botti sempre, mortacci loro, fatemi sapere voi qua sotto nei commenti cosa ne pensate, e detto questo noi ci becchiamo in un prossimo video. Bella.